È un percorso nato da esigenze politiche e territoriali, perché quando fu creata la cardiochirurgia di Treviso, a partire dai cardiologi di Treviso, ma anche del territorio, mancava una collaborazione da Padova per limitazione di numero di interventi, per cui fin dall'inizio Treviso si comportò come complementare all'attività cardiochirurgica di Padova, che allora era l'unica del Veneto. E come tale poi siamo progrediti con l'accortezza di rispettare, essendo Treviso un ospedale non universitario allora, di rispettare le esigenze territoriali. Quindi ecco che a Treviso si sono fatti interventi ad ampio raggio d'azione, eccetto i trapianti, dove era perfettamente inutile farli visto che c'era Padova.